Il caso di ultimo di un paziente anche giovane che rifiutava di essere intubato pur essendo in forte difficoltà respiratoria, però alla fine ha accettato di essere intubato quando proprio era in estrema difficoltà. Non sono tantissimi, ma anche nell'azienda sanitaria del Veneto orientale si stanno registrando casi di pazienti che tenderebbero a rifiutare le cure. L'ultimo bollettino qui conta 400 positivi. È un buon dato perché la tendenza di questi giorni viaggia tra i 700 e i 900 nuovi casi al giorno. Il sistema sanitario è sotto pressione ma regge, dice il direttore generale dello Squattro Mauro Filippi, perché grazie ai vaccini ci sono meno ricoveri, 52 in malattie infettive, di cui il 65% non vaccinato, e 3 in terapia intensiva, tutti non vaccinati. La maggior parte dei pazienti che arrivano in pronto soccorso con problematiche respiratorie non sono vaccinati, così come, ma l'ho detto, l'ho anticipato, oggi i Covid positivi in terapia intensiva sono tutti non vaccinati, il che conferma che chi non si vaccina è fortemente esposto non solo al rischio di ammalarsi, ma è esposto al rischio di ammalarsi in maniera seria, grave e quindi anche esposto alla possibilità di morire. Purtroppo, nonostante i progressi della medicina, entrare in terapia intensiva non significa necessariamente uscirci e i ricoveri in area critica per Covid hanno riguardato anche persone di 35-40 anni. Il vaccino si è rivelato il metodo più efficace soprattutto per contenere il numero di casi più gravi. Ecco perché secondo Filippi i nuovi provvedimenti restrittivi rappresentano un passo avanti verso un ritorno alla normale attività della macchina sanitaria. La sanità non si è mai fermata, ha lavorato anche per il Covid oltre che per tutto il resto, quindi ribadisco, credo che questa stretta sia opportuna e ci consenta di avere una prospettiva un po' più serena per il futuro prossimo.